Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Al Voltini di Crema va in scena la sfida tra Pergolettese e Calciolecco. I padroni di casa, penultimi in classifica, vogliono risalire la china, mentre il Lecco di mister Zironelli è reduce dal brutto passo falso casalingo nel turno infrasettimanale con il Renate, quando in vantaggio 2-1 all'80° si è fatto rimontare dai Brianzoli per la sconfitta 3-2. Arbitra Andrea Zanotti di Rimini, che dà il fischio d'inizio alla partita. Campo del Voltini non in perfette condizioni, l'erba molto secca, in avanti i padroni di casa sulla destra con Bariti che fa ammattire letteralmente la difesa del Lecco. Dentro il cross, un colpo di testa di Marzorati, poi un tentativo di Morello con la palla che finisce fuori. Ancora dal calcio d'angolo al 17° il cross dentro e poi il colpo di testa di Scardina che va ad angolare sul palo alla sinistra di Pissardo. Sul cross di Morello da palla inattiva, ancora una volta il Lecco subisce gol, un tallone d'Achille quest'anno per la formazione di Zironelli. Battuto corto l'angolo, Morello ha tutto il tempo per crossare, poi colpo di testa liberissimo, però Scardina sul lato opposto, sul lato debole della difesa bluceleste, riesce a piazzarla con potenza mirando l'angolo giusto e va a esultare sotto i tifosi della Pergolettese. In curva, 24°, calcio d'angolo per il Lecco, il colpo di testa di Marzorati, una deviazione e poi questo tentativo al volo con palla che però finisce abbondantemente fuori. 49°, una ripresa, Morosini prova la conclusione, però debole, rasoterra, non ci sono problemi per Galeotti. Lecco tutto qui, non riesce a imbastire una reazione credibile la squadra di Zironelli nonostante gli ingressi di Iocolano e Mastroianni. Ancora Morosini che va al tentativo ma piuttosto velleitario dai 25 metri, si dispera Mastroianni che voleva palla in verticale e poi ha qualcosa da dire al compagno. Morosini smista sulla destra per Masini, dentro il pallone ribattuto in un primo momento, poi Lora, ancora il tentativo che finisce però abbondantemente fuori. Ci prova la Pergolettese nella ripresa tutta qua con questa azione sulla destra e ancora una volta Bariti impegna Pissardo. Calcio di punizione di Varas, no, è uno schema perché va Morello alla conclusione. La deviazione di Pissardo scheggia la traversa, poi il pallone. La più grande occasione questa per la Pergolettese da schema, lo vediamo, ben eseguito. Poi la conclusione del 21. Pissardo ci mette la mano e la palla va sulla traversa, si salva il Lecco che rimane sotto solo di un gol. 72°, fa fatica però la squadra di Zironelli a costruire occasioni. Iocolano dentro il pallone, vogliono un tocco di mano per l'intervento di Arini e qui effettivamente lo vediamo nel replay sul cross di Iocolano. Il braccio è vicino al corpo ma il movimento non sembra congruo. Avrà ancora 77°, ancora da punizione, ancora di Iocolano da recriminare il Lecco per questo fallo di mano, lo vediamo nel replay. Qui saltando sembra più evidente però il fallo di mano del giocatore della Pergolettese. Poi punizione, battuta rapida. Zeliak è entrato anche lui dalla panchina, 87°, dentro il cross, Mastroianni, Galeotti non si fida, va con l'intervento a smanacciarla in calcio d'angolo. Lecco però è tutto qui, 96°, siamo ben oltre il recupero concesso. Finisce così 1-0 per la Pergolettese che trova 3 punti importanti per rialzarsi in classifica. Il Lecco incombe nel secondo KO consecutivo e si apre il processo per la formazione di Zironelli. Prestazione quest'oggi veramente negativa.